Partita l'operazione Spiagge Sicure voluta dal ministro dell'Interno Angelino Alfano e subito tra Venezia, Centro Storico e Cavallino Treporti sono stati effettuati una serie di blitz da parte delle forze dell'ordine. Tra Riva degli Schiavoni e Calli Limitrofi i carabinieri hanno identificato 13 strade del Bangladesh e del Senegal, sequestrate 100 borse, 400 water balls, dardi luminosi e cavalletti per macchine fotografiche. A Cavallino Treporti i carabinieri hanno identificato 17 strani, di questi uno era irregolare, 4 le sanzioni comminate per 640 euro, sequestrati occhiali da sole, collane e teli da mare per un valore di 4.000 euro e in pineta a Caballarin rinvenuti invece 4 sacchi con vari oggetti pronti alla vendita per un valore di 7.000 euro. Venditori ambulanti abusivi nel mirino della giustizia, loro intanto, merce in spalla, girano per le calli pronti a sfuggire ai controlli. Perché hai bisogno di vendere? Perché devo vivere. Ma perché non qualche altro lavoro? Ma non l'ho trovato, quando lo trovo lo fai. Giro di vite dunque contro il commercio abusivo in città come sulle spiagge del litorale veneto. Il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, riunitosi in prefettura prima di Ferragosto, ha disposto dei servizi straordinari di controllo con personale in divisa e non per contrastare il fenomeno diventato ormai allarmante. Inviata ai sindaci una nota in cui si chiede di mettere a disposizione dei locali dove stipare la merce contraffatta sequestrata. Un'azione Spiagge Sicure che lascia perplesso il segretario della Lega Nord di Jesolo. Io credo che sia tardi al 13 di agosto pensare di stanziare task force o quello che si vuole o le dichiarazioni di Alfano sui V-Compra. Un problema, quello dei venditori abusivi in spiaggia, denunciato dalle amministrazioni locali da anni, ma che solo oggi sembra essere salito agli onori delle cronache. Se non altro adesso c'è la percezione che questo sta diventando veramente un problema di ordine pubblico e quindi io spero che dall'inizio della prossima stagione estiva questa task force, questo impegno del ministro Alfano possa concretizzarsi. E c'è chi guarda oltre al fenomeno della vendita abusiva e chiede un intervento diverso. Si tratta di intercettare la merce, intercettare i fornitori quando stanno arrivando a Jesolo. Le strade di accesso a Jesolo sono 3 in tutto, quindi è inutile aspettare che la merce arrivi per poi inseguirli.